Abbiamo provato a indirizzarla, e non ci siamo riusciti. Scusa Tania. Sono le parole toccanti e piene di dolore pubblicate sulla pagina Facebook dell'auto-officina a Mira da Marco, il titolare della 39enne strangolata nella sua abitazione di Camponogara dall'ex fidanzato Dino Keber, che poi si è tolto la vita impiccandosi nella notte tra sabato e domenica una volta rientrato nella sua casa a San Bruson di Dolo. Sapevamo, racconta ancora proprio dall'ufficio in cui Tania lavorava, le eravamo vicini, ma forse si poteva fare di più. Nel momento in cui è successo quello che è successo, sicuramente qualcosa è venuto a mancare. Eh, non lo capirà mai nessuno cosa è venuto a mancare. Quindi per quello che dico, forse si poteva fare di più, però se le istituzioni sono queste, se le leggi sono queste, se chi ha fatto questo, vuol dire che c'è su un meccanismo qualcosa che non funziona. 2 almeno, racconta, le aggressioni che Tania aveva subito. Della prima aggressione che appunto una mattina per fare colazione gli aveva tirato mi sembra una sberla, adesso non mi ricordo, poi è venuta qua, l'avevo vista che era un po' scossa e gli ho chiesto se poteva andare in pronto soccorso a farsi vedere. E dopo da là gli hanno detto che aveva un problema con il timpano e questo è a dicembre. Invece ad aprile io ero via in moto e mi scrive se conoscevo qualcuno a Dolo perché era in pronto soccorso da X tempo. E gli ho chiesto cosa è successo e là mi ha dato il referto con tentato soffocamento e quant'altro. E là diciamo, vabbè, ho chiuso la conversazione e il giorno dopo ci siamo visti qua e ho detto adesso prendi, vai, fai. E a quel punto Tania si è decisa ad andare dai carabinieri e sporgere querela. A giugno arriverà l'ammonimento del questore nei confronti di Keber. Ma nonostante questo la 39enne non si sentiva al sicuro, motivo per cui aveva chiesto ai vicini di casa di non aprire la porta a Keber qualora si fosse presentato. Anche dopo l'episodio di dicembre, prima della querela, i timori erano forti, tanto che i genitori non la lasciavano mai sola. Io ogni tanto gli scrivevo se sei da sola, no, adesso sono chiusa dentro casa, tutto chiuso, mia mamma è appena andata via e queste cose qua, insomma. Quindi i genitori cercavano di non lasciarla mai da sola. Penso proprio di sì, insomma, dai. Cioè, per quello che mi ha detto lei, sì. Prima di chiudere l'autofficina per le ferie, Marco si era sincerato che Tania non lo sentisse più e sembra che fosse così. Gli chiedevo se lui lo sentiva ancora, lei mi diceva di no. Quindi, Quando gliel'ha chiesto se lo sentiva ancora ultimamente. sì, diciamo che sarà roba di 20 giorni, un mese fa, gli ho chiesto se aveva più sentito qualcosa, mi ha detto no, l'ho bloccato da tutte le parti, ho chiesto addirittura che non aprissero la porta se lo vedevano. Lunedì l'autofficina di Via Ticino riaprirà i battenti, ma su quella sedia Tania non ci sarà, lasciando un vuoto incolmabile.